vogliono essere retribuite. Il Napoli semplicemente fa pagare le partite per sostenere questi costi. Non è una scelta di DAZN, magari come dice Vincenzo DAZN potrebbe rendere gratuito già che noi paghiamo tutti questi soldi, ma non è una scelta di DAZN, è il Napoli che ha una percentuale sulla vendita delle visioni delle partite. Queste, comunque, ognuno ha il suo punto di vista, vi voglio bene. Allora, io sono d'accordo, cioè ovviamente non sapremo mai qual è la verità e del perché il Napoli fa pagare, ma comunque c'è da dire che il Napoli anche quando non era nessuno, De Laurentiis ha sempre fatto questo, anche con Sky, che mi ricordo che esisteva ancora Sky prima fila, che dovevi pagare, ma io mi ricordo, non so se tu ti ricordi, Napoli-Elfsborg, quello lì che noi facciamo la pazzia che andammo allo stadio, quello era su Sky prima fila, Sky la faceva pagare quella partita. Quindi può darsi che il motivo è quello che dice Salvo, questo non lo so perché non sono all'interno, ma sicuramente ci sarà un motivo importante e anche logico, secondo me, dietro la scelta del Napoli del far pagare le amichevoli. Quindi secondo me abbiamo ragione tutti e tre. Semplicemente DAZN forse dovrebbe fare una specie di investimento